Buongiorno a tutti e a tutti di nuovo. Mi presento, io sono Irene Lupi, sono una studentessa di lingue e letterature straniere e presidente del consiglio studentesco. E intanto ci tengo a ringraziare tutti quanti per la presenza qui in aula. Appunto, sappiamo di aver riempito anche le altre aule, quindi siamo veramente orgogliosi di questo risultato. Con l'ufficio orientamento è da mesi che stiamo preparando questa giornata, quindi siamo veramente contentissimi. Vi rubo solo 2 minuti per parlare del senso che ha per noi questa giornata, perché non vogliamo che passi come un momento frontale di presentazione dei servizi dell'università e basta, perché appunto dopo i saluti istituzionali avremo una presentazione PowerPoint fatta dai rappresentanti degli studenti, però noi non vorremmo che questa cosa venga vista come una lezione frontale, come tutte quelle che andrete poi a svolgere qui in università. Il nostro obiettivo è quello di farci riconoscere come punto di riferimento, di farvi capire che in questo nuovo percorso che state intraprendendo non siete soli. Può essere disorientante, ma ci sono persone che hanno passato questo periodo appunto come voi e che vogliono aiutarvi. È per questo che speriamo che possiate conoscerci, riconoscerci, fermarci nei corridoi, scriverci, perché appunto andremo a fornire tanti spunti che magari risulteranno troppi tutti insieme oppure confusionari, e quello che vorremmo che passasse è che non importa se non è tutto chiaro oggi, perché siamo qui apposta per voi, per spiegarvi, per aiutarvi, per supportarvi successivamente, ecco. Questo nuovo percorso vorremmo che fosse vissuto a pieno, a 360 gradi, che l'università non diventi solo un luogo dove studiare e fare esami, visto quasi come un lavoro, ma che l'università possa essere un'opportunità per conoscere, per vivere, ed è per questo che vorremmo che questa giornata vi apra degli orizzonti, nel senso che possiate vivere questo spazio, questi luoghi, associandoli a un'esperienza di vita positiva. E noi siamo qui per questo. Infatti, la parte più interessante, secondo noi, della giornata sarà dopo questa presentazione frontale, diciamo, sarà in giardino e conoscerete tutte le associazioni studentesche che rendono l'università viva e un posto davvero partecipato dalla comunità studentesca. Crediamo infatti che gli studenti siano appunto parte centrale dell'università, che vive in sinergia con tutta la comunità accademica, quindi con il personale tecnico-amministrativo, con i docenti. E speriamo che voi non vi sentiate soli, abbandonati e inutili, perché le vostre opinioni, le vostre idee, le vostre esigenze sono la priorità per noi rappresentanti e anche per l'università tutta. E spero che questo percorso di formazione non vi porti soltanto a ottenere più informazioni, diciamo, relative al corso che avete scelto, ma che vi porti anche a sviluppare un pensiero critico, una coscienza critica e che vi porti a interrogarvi sul mondo in cui viviamo, che vi porti a diventare cittadini consapevoli e soprattutto in questo periodo tragico che stiamo attraversando. Quindi spero che, insomma, che questa giornata vi resti nella mente non come un qualcosa di imposto, un qualcosa di non c'è lezione, allora vengo qua, ma che possa veramente lasciarvi qualcosa che poi vi porterete per tutti gli anni a venire. Siamo una rete di supporto e quindi vi do il benvenuto in università, sperando che possiate uscirne con un ricordo positivo. Perciò vi ringrazio, vi invito nuovamente a restare fino alla fine e lascerei la parola alla rettrice, alla magnifica rettrice Chiara Leardini, che inizia il suo mandato oggi, e per noi è molto significativo che lo inizi parlando con gli studenti, quindi grazie. Beh, che dire, prima di iniziare con i ringraziamenti, devo dire che oggi sono davvero emozionata.
devo essere sincera. Oggi è il primo giorno per voi, ma è anche il primo giorno per me come rettrice dell'Università di Verona. Ma devo dirvi che i miei ricordi vanno molto più indietro. Quasi 30 anni, poco più di 30 anni fa, sono entrata in queste aule come studentessa matricola all'Università di Verona. E pensare oggi di fare un giro, di sentirvi, di guardarvi negli occhi e vedere che state per iniziare, mi ricorda quel momento bellissimo, ma anche pieno di paure, devo dire la verità, immagino di capire la vostra emozione. E quindi devo dire che all'epoca non c'era questa solidarietà, non c'è stato un momento dove ci siamo trovati assieme, e credo che questa sia un'opportunità che dovete sfruttare appieno. È un momento perché non siete soli, non siete sole, siamo insieme, faremo un bel cammino assieme e cresceremo assieme. Ma fatemi adesso per un attimo, adesso dopo torno anche sull'aspetto delle emozioni che ci stanno accompagnando e vi accompagnano, soprattutto a partire da questa mattina, direi, in quest'aula, un posto nuovo, non siamo più al liceo, non siamo più alle scuole superiori, docenti che cambieranno ogni ora, ogni 2 ore, momenti di comprensione e incomprensione con l'orario, e poi tutto il resto. Cosa c'è fuori? Cos'è l'Università di Verona fuori dall'aula? L'Università di Verona fuori dall'aula è molto. E allora permettetemi di partire prima di tutto con dei ringraziamenti a chi è seduto a questo tavolo e chi non si trova seduto del tutto a questo tavolo, ma che è quel lavoro silenzioso fatto dagli uffici. Partiamo ringraziando prima di tutto il Consiglio studentesco che ha ideato l'evento e l'ha realizzato in tutti questi mesi lavorando a stretto contatto con gli uffici dell'orientamento che avete visto qui nelle prime file e che hanno lavorato e creduto per crearvi un ambiente, per crearvi un momento nel quale potrete trovare l'università che vi accoglie. Poi devo dire che un grazie particolare lo devo subito all'ESU di Verona, in particolare al suo presidente Claudio Valente e al direttore Giorgio Gugole, perché se la giornata di oggi avrà successo, come vedrete che poi tutte le attività che faremo, che farete all'aperto, spero di poter tornare anche nel pomeriggio a ritrovarvi, di trovarvi ancora qui a divertirvi, è merito anche loro. Devo dire che passando diciamo, tra le sedie in questo momento in platea, ho incrociato i vostri sguardi, le vostre emozioni che accompagnano questa partenza. È per me veramente una grande gioia essere qui oggi come primo atto direttrice dell'Università di Verona con voi. È la prima uscita pubblica e ho scelto proprio, mi avevano chiesto, consiglio studentesco, professoressa, vuole che lo facciamo più avanti, magari lo facciamo il 7, si ricorda, lo facciamo qualche giorno dopo? No, ho detto, facciamolo il primo giorno. Beh, sarà tanto impegnata, non mi interessa. La cosa più importante per me sono gli studenti dell'Ateneo di Verona. L'auto è a voi soprattutto. Allora, è un inizio, avrà le sue difficoltà. Come dico sempre agli studenti, il primo giorno che li vedo in aula, e continuerò ad andare in aula, quindi ve lo dico già, perché ci tengo, magari qualcuno sarà preoccupato perché vado in aula ancora, ma insomma io ci tengo molto, è l'inizio di un percorso nuovo, è un momento di svolta nei ritmi, nelle amicizie, nel mettersi in discussione in contesti anche culturali differenti. Bene, allora noi cosa vogliamo essere per voi? Innanzitutto un'esperienza completa. Non facciamo solo mero trasferimento di conoscenze, la formazione è importante. Senza trasferimento di conoscenze e di competenze non sarete dei professionisti del domani. Ma vogliamo di più. L'Ateneo di Verona, essere iscritti all'Ateneo di Verona e concludere il percorso di studio a Verona significa anche costruire il proprio progetto di vita professionale, personale. Vuol dire quindi per noi un grande impegno, avere un impegno di un luogo di dialogo, di ascolto, un luogo dove si forma il pensiero critico, e mi riallaccio a quello che diceva la vostra rappresentante del Consiglio studentesco, un pensiero critico, un luogo democratico dove si formano le idee, dove ci si scambia le idee,
e ci si fanno le proprie opinioni, sapendo che si possono avere differenze, ma noi faremo sistema tra le differenze presenti nell'Ateneo e nella società. Quindi un invito che do sempre anche ai miei studenti: mi raccomando, partecipate attivamente. Che cosa vuol dire? Sicuramente andate a lezione, è importante la lezione, importante perché il rapporto con il proprio docente, con i docenti, vi dà lo spessore dell'esperienza, ma poi anche frequentate i laboratori, frequentate gli spazi studio, frequentate anche i luoghi all'aperto in cui verranno organizzate una serie di attività. Oggi l'università deve, ed è, l'Università di Verona in particolare, un luogo in cui crescerete come persone, oltre che come professionisti. Per me questo è un punto chiave ed ecco perché l'università parte proprio da voi oggi. Sicuramente sentirete parlare oggi di un meraviglioso, devo dire, attività che è stata fatta, di un kit di sopravvivenza digitale. Avremo tutti gli aspetti anche più operativi, quindi oggi vi parleranno di come orientarvi, di come essere e aiutarvi per orientarvi all'interno dell'Università di Verona, che è su più sedi, d'accordo? Ha servizi che sono online, servizi in presenza, e quindi vi ricordo però una cosa importante: il miglioramento dell'Ateneo di Verona dipende anche da voi, dalla vostra partecipazione, dalla capacità di dire qualcosa non va, rettrice, qualcosa non va, presidente del Consiglio studentesco, miglioriamola. Ed ecco che sulla base di questo devo dire che sto già lavorando con le rappresentanze studentesche per implementare una serie di cantieri, io li chiamo, una serie di laboratori per cominciare a vivere di più questa università, non solo come un ente che eroga servizi, non è i servizi di formazione. Stiamo insieme, lavoriamo e sviluppiamo anche percorsi professionali più completi. Direi che vi lascio con 5 parole chiave, che sono il mio impegno con voi. Siete matricole, quindi avete il vantaggio che potete venire a rinfacciarmi se le cose non vengono fatte, anche fra 6 mesi, un anno. Siete appena arrivati, non state per laurearvi, e quindi c'è questa possibilità poi di chiedermi il conto annualmente se le cose vengono o meno fatte e se le promesse vengono mantenute. La prima parola chiave per me è internazionalizzazione. Amplieremo ancora di più gli orizzonti con partner internazionali di eccellenza e sicuramente vi renderemo l'esperienza universitaria a Verona un'esperienza fatta in un contesto che vi prepara alle sfide globali. Non si tratta solo di andare all'estero, ma si tratta anche di costruire un percorso professionale a Verona capace di farvi contaminare dai rapporti con, diciamo, le università straniere. Un altro aspetto, la seconda parola chiave: accoglienza, servizio e dialogo con gli studenti. Siete tutti benvenuti. A me piace molto personalmente, ma lo trasmetterò a tutta la squadra che oggi in parte è qui presente, ma permettetemi di dirvi, li presento a mezzogiorno alla stampa e quindi devo stare buona, non farò nessun nome adesso, d'accordo? Poi li presenterò alla stampa e poi nei giorni successivi. Ma saranno persone disponibili, saranno persone che vengono e continuano la loro esperienza didattica, quindi le aule le conoscono. Dico, non conoscono voi, ma conoscono gli studenti e i bisogni degli studenti, e su questo vi assicuro lavoreremo molto. Poi permettetevi di dirmi una cosa un po' particolare, ma i ragazzi la conoscono. Ho un po' il pallino degli spazi. Avete bisogno ancora di più di spazi di aggregazione. So che anche con l'ESU abbiamo iniziato un ragionamento, lavoreremo anche con altre istituzioni. Gli spazi. Ragazzi, io sono stata capo scout e capo scout per molti anni, d'accordo? E quindi per me la sede, anche fisica, un luogo dove ci si trova, dove si può discutere anche fuori dall'aula, fuori dallo spazio studio, è determinante, crea senso di appartenenza all'istituzione. Lavoreremo per avere delle felpe e delle magliette, d'accordo? Che siano le nostre, dell'Università di Verona, dei piccoli gadget che ci rendano, oltre alla borsa che già avete ricevuto e la penna,
orgogliosi di appartenere all'Università di Verona. Accanto a questo, per me gli spazi sono un punto chiave per potervi ospitare qui e accogliervi qui nel migliore dei modi. Poi però magari ogni tanto mi lasciate entrare, mi invitate a qualche, ecco, a qualche poi attività che fate, che verrò volentieri. Terza parola chiave per me, un ateneo più snello e più efficiente. Lavoreremo ancora di più perché i servizi ai quali, diciamo, dovete accedere siano servizi ancora più efficienti. Abbiamo già fatto molto, ma si può fare ancora dell'altro. Vorrei che gli studenti, con una struttura più efficiente ancora, potessero liberare valore e energie per fare la loro esperienza di studio e quindi non dovessero sostanzialmente ancora troppo occuparsi di pratiche burocratiche. Il meno possibile, perché vi liberiate energie e valore per studiare, prima di tutto, mi raccomando, lo dico sempre alle mie figlie, prima di tutto siete qui per studiare, d'accordo? Ma poi siete qui per crescere e apprendere tutte le esperienze anche che vi offre l'Università di Verona, culturali, sociali, di impegno. A proposito di questo, la quarta parola chiave è un ateneo, il nostro, lo sarà sempre di più, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Bene, ne ho già parlato con i vostri rappresentanti, l'ateneo crede dal punto in questo e crede soprattutto che siate voi i primi attori a dover portare avanti questo progetto di ateneo e quindi lavoreremo per implementare progetti di sostenibilità ambientale e di giustizia sociale che vengono promossi da voi. Li finanzieremo, ci crederemo, perché io sono convinta, quando mi siedo a tavola a casa, so già che io ho un pensiero e le mie figlie, che hanno la vostra età, hanno un pensiero molto diverso, spesso più critico del mio, perché quando si comincia ad avere un po' di anni in più, si comincia a sedersi anche sulle proprie convinzioni e quindi essere stimolati da voi, comunità studentesca, è per noi docenti un aspetto e per noi amministrativi un elemento centrale. Temi dell'economia circolare e della giustizia sociale per l'Ateneo di Verona saranno sempre più importanti. E un'ultima battuta, permettetemela, è la quinta parola chiave, riguarda, attenzione, quando voi vi iscrivete all'Università di Verona dite, beh, vabbè, che opportunità mi dà per capire poi che lavoro voglio fare da grande? Che opportunità di rete, di relazioni, di contatti mi dà l'Università di Verona? Ecco, altro tema chiave. Voi vi iscrivete qui per fare un'esperienza, ma anche per crearvi un progetto di vita che comprenda anche l'opzione, la valutazione delle diverse alternative presenti sul mercato del lavoro. Allora, che cosa succede? Spesso ci raccontano la stampa che scappiamo dal Veneto, scappiamo dall'Italia. Beh, non è sempre così. Le opportunità ci sono anche qui, ci sono anche sui nostri territori. Certo, l'università, e questa è la quinta parola chiave per me, l'università deve impegnarsi a renderle visibili a voi, a rendervele fruibili. Ecco quindi che già oggi, come vedrete, poi vi ho raccontato, abbiamo una serie di servizi, rete, network di imprese sociali, terzo settore, se volete professionisti che vi accolgono, che vi fanno fare stage, tirocini, che vi permettono di crescere e io dico sempre anche di capire che cosa non vorrete mai fare. Io ho fatto degli stage quando ero studentessa qui e ho detto questa cosa qui non la farò mai, quest'altra non la farò mai, dopo averla fatta però per 2 o 3 mesi, ho provato a capire e questo mi è stato molto utile per selezionare ed arrivare poi più preparata a costruirmi quel pezzo di futuro che viene dopo la laurea e cercare di costruirlo qui. Bene, e concludo, vi avevo promesso un po' più breve, ma mi dispiace, ecco. Oggi entriamo in una fase decisiva. Entriamo, dico, perché ci entro anch'io. Quindi, anche per me, avendo fatto tutte queste promesse, non sarà facile poi rispettarle, ma ce la metto veramente tutta. Una certezza, non siete soli, non siete sole. Noi ci siamo, l'Ateneo c'è, io ci sono e credo la mia squadra ci sarà per voi. E con questo direi che vi do il benvenuto
e benvenuto a tutte, studentesse e studenti all'Università di Verona, direi da oggi il vostro Ateneo. Eccola. È andata un po' più lunga, mi spiace. Ringraziamo veramente tanto la rettrice per questo suo discorso e in velocità passerei la parola al presidente di ESU, che come già introdotto ESU è l'ente al diritto allo studio, appunto centrale per gli studenti e le studentesse, quindi al presidente Claudio Valente, grazie mille. Grazie Presidente, anche a nome del mio direttore che è vicino a me, Giorgio Gugole, che poi interverrà. Grazie perché per una nuova rettrice che arriva c'è anche un ente come l'ESU, appunto, che se ne va. Perciò questa situazione è molto, ci mette veramente nelle condizioni di essere un po' emozionati anche noi. Finiamo il nostro quinquennio perché, essendo un ente regionale nominato dalla regione, scadiamo ogni qualvolta ci sono le elezioni regionali, che saranno a fine novembre, perciò sono le ultime settimane della nostra presenza come CDA. Ma come dicevo prima, c'è anche un direttore che rimane, che sicuramente è una garanzia. Vorrei addirittura fare un applauso a Giorgio Gugule per quello che ha fatto in questi 5 anni e a tutti i suoi collaboratori, perché ci ha messo il cuore, non solo la testa. Che dire, io vi potrei snocciolare anche alcuni dati che poi sono racchiusi in questo lavoretto che ha fatto sempre Giorgio insieme con i suoi collaboratori e che poi consegnerò a Irene e alla nuova rettrice. Dico solo qualche dato, forse già lo sapete, noi siamo demandati a cercare di costruire quello che molto abilmente ha detto la nostra rettrice, cioè far sì che ci sia sì una dimensione scolastica, una dimensione formativa, ma che ci sia anche la formazione di persone che sappiano godere di vivere in una città, e io aggiungo anche in una provincia, perché Verona non è solo città, è bellissima, importantissima anche tutta la sua provincia, e allora cerchiamo di dare dei supporti, come ci è imposto dalla legge del 1998, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi, dove abbiamo trovato una situazione 5 anni fa un po' precaria, anche se dobbiamo dire che sempre sono state date le risposte di idoneità per quelli che i ragazzi e le ragazze che ne avevano bisogno. Siamo riusciti, diciamo, riusciremo tra il 26 e il 27 a aumentare del 100% la disponibilità di alloggi. Come abbiamo aumentato la ristorazione passando dai 60.000 pasti del 21, quando ci siamo insediati, ai 207.000 dell'anno scorso, ma soprattutto abbiamo anche rimediato ad alcune situazioni di carenze nelle mense, sia dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista del menù, inserendo molti prodotti biologici a chilometro zero e istituendo anche primi in Italia una ristorazione a chilometro zero con l'accordo che abbiamo fatto con Coldiretti e la cooperativa San Giovanni Calabria. Ma non è stato solo qui il nostro impegno, perché sono sicuro che adesso, in questi 5 anni che saranno gestiti dal nuovo CDA dell'ESU, e ci si dovrà sì ancora impegnare nella ristorazione, negli alloggi eccetera, ma bisognerà impegnarsi ancora molto di più sul fronte dei servizi culturali e sportivi, per esempio. Ma non siamo stati fermi. Proprio l'altro giorno in conferenza stampa abbiamo siglato un accordo importante con il Volley Verona, che
è squadra di Serie A dalle grandi ambizioni e che però vuole un rapporto importante con gli universitari sotto tanti punti di vista. L'abbiamo fatto con l'Hellas Verona, l'abbiamo fatto con il Rugby Verona, l'abbiamo fatto con la Scaligera Verona, vero direttore? Per non parlare poi dei vari accordi che abbiamo messo in piedi con i teatri, con alcune compagnie teatrali, con musei, per tutti il Museo Maffei, ma anche andando a riscoprire per esempio nella Bassa Veronese scavi archeologici che insieme all'Università di Verona porteranno sicuramente lustro all'antichità dei nostri territori. Ci siamo impegnati, non tutto è stato fatto, ci abbiamo messo l'anima, credetemi, perché purtroppo la situazione non era molto facile quando nel 21 abbiamo preso in mano la situazione e devo ringraziare per questi successi anche il rapporto che abbiamo avuto con la gestione del rettore Noccini, perché vorrei fare un applauso anche al rettore Noccini perché ricordarne lui evidentemente e anche tutti i suoi collaboratori, perché ha messo sicuramente sarà bellissima la squadra che metterà in campo e oggi ci dirà chi sono la rettrice, Leardini, ma anche il rettore Nocini aveva un grande supporto dalla sua squadra. E allora chiudendo, io che mi sono laureato a Padova nell'81 e Verona nasceva nell'82, questa giovane università che ha poco più di 40 anni, sta dimostrando sia coi numeri, quasi 30.000 persone che ci ruotano attorno, ma io direi con le potenzialità che non avete sbagliato a scegliere Verona, perché oltre all'università qui ci sono delle opportunità sotto tutti i punti di vista che la storia ci ricorda e la geografia ancora di più, può avere certamente molto successo in avanti se i dirigenti di questa città e di questa provincia a tutti i livelli ci credono e non fanno solamente beghe politiche, ma cercano di avere qualche strategia importante. L'università in questo senso sarà centrale e io sono sicuro che saranno centrali anche i giovani, perché al di là anche delle posizioni personali che si possono avere, in questi 5 anni con i giovani dell'Università di Verona e con il Consiglio degli studenti abbiamo lavorato veramente bene e ci siamo sempre guardati negli occhi, siamo stati sinceri fra di noi e questo penso che sia il momento di esserlo ancora di più. Auguro a chi subentrerà all'ESU di continuare la nostra opera e auguro a tutti voi giovani e a lei rettrice e ai suoi collaboratori che sia un settennato bellissimo dove all'interno di questo settennato tutti voi vi laureerete e rimanerete, spero, qui vicini a questa città, anche se dovreste andare un po' all'estero o un po' in altre parti, ritornateci perché Verona penso che abbia bisogno di voi, ma però penso che si presti anche ad essere dentro al vostro futuro. Grazie e buona giornata. Consegno la brochure. Consegno la brochure se facciamo una foto che è l'ultima anch'io penso che faccio. Giorgio. Allora, Giorgio tra consegna a te. Grazie. Ringraziamo il Presidente e lascio la parola al direttore Giorgio Gugole. Grazie a entrambi. Ciao a tutte e a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazze. Ringrazio Irene, la Presidente del Consiglio di Studenti, la rettrice a cui auguro un grandissimo in bocca al lupo, a lei e a tutta la sua squadra. Ringrazio il Presidente per le belle parole che ha espresso nei miei confronti e anche nell'attività che ha fatto ESU e un saluto a tutti i rappresentanti e le rappresentanze di studenti. Cercherò di essere brevissimo per darvi un'indicazione, ma proprio veloce, operativa di quello che è l'ESU e di come noi possiamo esservi di aiuto. Perché anch'io, come ricordava la rettrice, quando ho iniziato l'università mi ricordo era una matricola sperduta in mezzo a
più di 2000 ragazzi e ragazze, però non c'era tutta questa attenzione, non c'era questa... insomma, è emozionante per voi, ma credetemi e credeteci, è emozionante anche per noi incontrarvi, perché ci fate rivivere delle emozioni che abbiamo già passato e cerchiamo di vincere questa sfida per riuscire ad esservi il più di aiuto possibile. E vi chiedo una cosa, ma proprio chi di voi conosce l'ESU? Potete alzare la mano chi conosce l'ESU? Ecco, pochissimi, pochissimi. Allora, cos'è l'ESU? L'ESU è un ente regionale che offre dei servizi agli studenti e alle studentesse dell'Università di Verona. È importante, vi ho fatto questa domanda perché spesso le matricole quando arrivano sono diciamo, sommerse da una quantità di informazioni, di impegni, di iscrizioni, esami, insomma, e quant'altro, quindi magari non riescono ad avere una percezione a 360 gradi di quello che sta loro attorno. L'ESU di cosa si occupa? Si occupa principalmente istituzionalmente di due aspetti: dare un posto letto agli studenti e alle studentesse che lo richiedono, secondo delle graduatorie che rispondono a dei requisiti particolari, distanza, reddito, merito, ma non solo, perché come ha ricordato il Presidente, ora aumenteremo sensibilmente il numero di posti letto e quindi ci sarà spazio anche per gli studenti, noi li chiamiamo senza requisiti o con i requisiti minimi, quindi quelli che non rientrano in queste casistiche, e si occupa anche di ristorazione universitaria. Perché? Perché il nostro compito è quello di fare in modo che voi possiate alloggiare a Verona o comunque ristorarvi a Verona a dei prezzi assolutamente accessibili, e quindi che la vostra preoccupazione sia semplicemente, tra virgolette, frequentare le lezioni e studiare. Abbiamo diversi ristoranti universitari, abbiamo due principali, uno a Borgo Roma, uno qui a Veronetta, Le Grazie a Borgo Roma e San Francesco qui a Veronetta, e poi abbiamo 3 bar sparsi in giro per le sedi universitarie. E non vi faccio la domanda successiva perché pochissimi conoscono l'ESU, nessuno si sarà già registrato sullo sportello di ESU, immagino. Qualcuno si è già registrato sullo sportello di ESU? Nessuno. Qualcuno. Allora, in modo molto pragmatico e molto operativo, vi faccio vedere, questo posso condividerlo, vero? Puoi uscire da qua e andare su qua. Perfetto. Ah, ok, siamo già qua. Sì, ok. Allora, fondamentale, quando aprite il sito dell'ESU, la prima cosa che facciamo, guardi, sarò brevissimo, però è per farvi vedere. Apriamo il sito dell'ESU, vedete questo pop-up che si apre, e questo, se lo volete anche provare, mandateci sul sito, è l'intelligenza artificiale di ESU. Abbiamo sviluppato il primo ente per il diritto allo studio in Italia che è riuscito a sviluppare un'applicazione per l'intelligenza artificiale applicata al diritto allo studio. C'è un numero che risponde anche in più lingue, 24 ore su 24, provate anche a sfidarlo, magari prendetelo in giro, fategli delle domande strane, così ci aiutate anche a efficientare il servizio, però vi risponde, trovate una voce che vi risponde a qualsiasi ora del giorno in più lingue a tutti i vostri quesiti. Non dovesse rispondere in modo esauriente, poi vi gira all'URP, quindi al nostro servizio informativo. Ecco, questo è il primo. Poi vi do due nozioni, poi pian pianino, magari se avrete la pazienza e la volontà di andare a vedere tutti i servizi che fornisce ESU, ci sono tutti sul sito. Però qui sul sito di ESU Verona, sotto i servizi degli studenti, la cosa fondamentale è andare allo sportello online, eccolo qui, e registrarsi allo sportello online. Per registrarsi allo sportello online bisogna accedere tramite SPID. Ecco, è una cosa molto semplice. Vabbè, c'è l'autenticazione, adesso io l'avevo già fatta, e una volta dentro inserire i vostri dati. Qui diciamo che è il luogo dove potete avere cognizione di tutti quelli i servizi che vi possono servire. In modo particolare per quanto riguarda l'accesso alla mensa, ai ristoranti. A noi piace chiamarli, a volte ci sbagliamo, chiamiamo mensa, ma piace chiamarli ristorante universitario, proprio anche per la qualità del servizio che viene offerta.
Dovrete andare in questa pagina, andare al servizio attivazione app accesso mensa, perché dovrete scaricarvi, prima inserire i vostri dati nello sportello e poi scaricarvi l'applicazione di EsuIT, che vi genererà un QR code con cui verrete riconosciuti ai punti di ristorazione. Ecco, questo è importantissimo e provatelo, vediamo, dopo mi scriverete o ci lascerete dei commenti se vi siete trovati bene e anche e soprattutto se vi siete trovati male, per così ci aiutate a migliorare ancora di più il servizio. In questi primi giorni vi chiedo un po' di pazienza, perché ovviamente ci sarà una ressa ai punti di ristorazione, però vedrete che vi troverete bene. Ecco, per questa settimana noi lo vediamo tutti, perché è importantissimo registrarsi, è importantissimo avere questa applicazione per accedere a delle tariffe agevolate. Da noi il borsista non paga niente e lo studente o la studentessa al massimo paga 4,70 €, però se non è registrato viene applicata la tariffa al costo, quindi la tariffa di 8 €. Per questa settimana e questi primi giorni non preoccupatevi, noi abbiamo dato a disposizione che anche se non avete l'applicazione e non siete registrati, pagherete la tariffa di 4,70 € per il pasto completo. Ecco, però poi per motivi di sicurezza e di tracciabilità noi saremo costretti ovviamente ad applicare questa regola. Quindi vi invito ad andare a registrarvi. Poi l'ultima cosa, ecco, su questo ho detto tutto. L'ultima cosa, la rettrice e il presidente giustamente hanno detto ci occupiamo, a noi preoccupa anche quello che c'è fuori dall'aula. Perché? Perché abbiamo colto questa sfida. A noi piace, insomma, immaginatevi come un genitore che vorrebbe accompagnarvi durante il percorso di studi, ma anche che vorrebbe aiutarvi a vivere bene a Verona, perché la sfida è questa, cioè se Verona laurea tanti studenti e studentesse, ma poi gli studenti e studentesse si trovano male a Verona e poi vanno via e scappano e vanno in altre città, è una vittoria, rischia di essere una vittoria a metà. A noi piacerebbe che voi vi trovaste bene a Verona e che una volta laureati rimaniate nella nostra città a vivere e a lavorare. Per questo ESU, e sul sito trovate tutto, fornisce una serie infinita di servizi per l'accesso alla cultura e allo sport, quindi moltissime convenzioni con una quantità enorme di teatri e di strutture sportive che vi consente di andare a partecipare a prezzi agevolati ad attività sportive, ad eventi culturali, ai musei, ai teatri, a iscrivervi a delle società, società sportive. Quindi ecco, metteteci alla prova, andate a vedere i nostri servizi, se provate l'intelligenza artificiale, se doveste avere problemi, scriveteci, ecco, che noi nei limiti possibili cerchiamo di rispondere il prima possibile a tutti gli studenti e le studentesse. Grazie mille, in bocca al lupo a tutti e buon Welcome Day. Sì? Scusate, ci tenevo anche proprio in quest'ottica per il prima e soprattutto il dopo. Noi come ESU quest'anno abbiamo avviato per darvi la possibilità di avere cognizione di quello che potreste fare anche dopo il vostro percorso di studi. Abbiamo avviato un'importantissima collaborazione con il progetto Rete. Il direttore del progetto Rete è Luca Guarnieri, e tra l'altro è un collega dell'università, perché abbiamo lavorato entrambi all'università. Si tratta di una realtà importantissima che svolge un servizio a favore di studenti e delle studentesse fondamentale nell'orientamento, ecco, nell'orientamento in ingresso e anche in uscita. Quindi io cedo la parola volentieri a Luca, al dottor Guarnieri, che vi illustra queste ulteriori opportunità che vi viene offerta. Buona giornata a tutte e a tutti, ciao a tutte e a tutti. Un ringraziamento alla vostra Presidente, un ringraziamento, un in bocca al lupo alla magnifica rettrice. Grazie a Esu, al Presidente e al Direttore. Io sono Luca Guarnieri, sono il Direttore di Hub Rete. Allora, non vi spiego tante cose, mi do 2 minuti perché mi hanno chiesto 2 minuti. Noi lo facciamo nei nostri percorsi, aiutiamo a parlare
in pubblico, facciamo i pitch, quelli che sono quando le imprese si devono presentare per i finanziatori, sono quei momenti dove le persone devono dire 3 cose efficaci affinché poi ci sia la possibilità di ottenere l'incentivo. E allora vi dico 3 cose efficaci. La prima, guardate bene queste persone, perché a prescindere da qualsiasi tipo di servizio che si va ad offrire, sono le persone che fanno la differenza. Il nostro progetto si chiama Rete ed è fondamentale per noi mettere in rete le persone. Quindi i servizi che propone, e ringrazio l'Ufficio Orientamento dell'Università di Verona, Università di Verona che è l'unica università a livello nazionale che gestisce il progetto Rete nella zona nord-est con Verona, l'unica. Tutti gli altri hanno comuni o camere di commercio. Quindi questo è già un punto a favore per quanto riguarda l'Università di Verona e quest'anno per chiudere la rete abbiamo cercato una collaborazione importante che è quella con ESU. Quindi i nostri percorsi di formazione, i nostri percorsi di orientamento che sono a completamento di quello che già fa l'università, sono percorsi che grazie all'università possono rilasciarvi dei crediti formativi. Di orientamento possiamo fare il bilancio di competenze a completamento sempre con l'ufficio orientamento dell'Università di Verona e poi facciamo attività di animazione. Quest'anno per la prima volta abbiamo partecipato alla festa dell'ESU con tanti di voi e la cosa interessante, l'ha detto la professoressa Leardini, le magliette. Guardate che c'erano un sacco di voi che non avevano prenotato la maglietta e che non hanno potuto averla perché avevamo il numero insufficiente rispetto a quanti eravamo. Era per darvi la connotazione che voi siete proprio l'Università di Verona e partire questo giorno con la rettrice che vi saluta, e sono finiti i 2 minuti, quindi mi blocco, con la rettrice che vi saluta, con i rappresentanti degli studenti che sono vicini a noi. Questa è la nostra sede, siamo proprio vicini ai rappresentanti degli studenti, venite a trovarli, ci sono sempre loro, ve lo possiamo garantire perché sono nostri vicini e li vediamo. Li ringraziamo per questa ottima opportunità e Hub Rete Verona, 19B, voi siete al 17 mi sembra, siamo lì e vi aspettiamo. Grazie a tutti, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Salutiamo Esu, grazie mille e iniziamo con la presentazione. Allora, cercheremo di essere il più sintetici e simpatici possibili. Sì, esatto. Allora, la prima slide che vorrei illustrarvi riguarda la rappresentanza studentesca. Ne abbiamo già parlato in realtà, però il concetto che vorremmo che passasse è che molto spesso gli studenti pensano che la struttura e l'organizzazione dell'università sia fissa e irremovibile e che qualsiasi loro esigenza o opinione non possa essere sia appunto essere sentita, essere ascoltata. In realtà non è così perché attraverso la rappresentanza studentesca la voce degli studenti può passare anche ai cosiddetti piani alti, nel senso che come università siamo organizzati, c'è una struttura molto complessa che è inutile spiegare in questo momento, però ci sono vari organi dove docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dialogano per organizzare vari aspetti dell'università. Ad esempio, qui ne ho elencati alcuni, abbiamo il Senato accademico, il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio studentesco. Il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione sono organi che si occupano di didattica, di diritto allo studio e di servizi agli studenti e alle studentesse. E, ne fanno parte appunto alcuni rappresentanti studenteschi e principalmente docenti. Nel Senato c'è anche il rettore. E appunto sono organi dove anche gli studenti possono portare delle rimostranze e
comunque delle difficoltà percepite dalla comunità studentesca tutta, ed è per questo che ci tenevamo a dire che qualsiasi problema è utile segnalarlo, perché può comunque essere preso in carica. E per quanto riguarda il Consiglio studentesco, si tratta dell'organo che ha organizzato questa giornata. È un organo composto solo da studenti e studentesse e anche dai dottorandi. E quindi sì, è particolare proprio per questo, perché è tutto interamente di gestione nostra. Diciamo, è un organo molto spesso anche consultivo, dove ci chiedono di dare dei pareri, ed è soprattutto l'organo che si occupa di organizzare eventi per studenti e studentesse all'interno dell'università. Ci sono poi i consigli di dipartimento e i collegi didattici, che sono invece organi di rappresentanza strettamente legati al corso di studio. E in ogni caso, anche se questa cosa risulta complicata, quello che vorremmo che passasse è appunto: contattateci, ci trovate sulle pagine Instagram, ci trovate anche sul sito UniVR, ci sono tutti i nostri contatti, è questo che vorremmo che passasse come messaggio. Adesso lascio la parola a Emanuela, che parlerà invece dell'aspetto dell'assicurazione della qualità in Ateneo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Emanuela Maria Altamura e sono vicepresidente del Consiglio Studentesco e rappresentante in Consiglio di Amministrazione. Io oggi sono qui per parlarvi dell'assicurazione della qualità. Partiamo da una domanda semplicissima, prima di cominciare a spiegare che cos'è. Quanti di voi nel tempo libero guardano TikTok, Instagram, stanno su WhatsApp? Alziamo le mani? Ok, perfetto, quasi tutti quindi. Partiamo da questo concetto. L'assicurazione della qualità che cos'è? È il monitoraggio dell'erogazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi dell'università. L'attività di monitoraggio viene fatta da una serie di organi, sia a livello di corso di studi specifico, sia a livello di Ateneo. Ci sono una serie di organi che se ne occupano. È inutile che ve li spiego uno per uno, sappiate soltanto che c'è un monitoraggio sia a livello generale sia a livello specifico per ogni singolo corso di studi. Ora, il monitoraggio della qualità avviene attraverso cosa? I questionari. I questionari sono uno strumento fondamentale tramite il quale ognuno di voi può effettivamente esprimere la propria opinione riguardo ogni singolo corso che voi frequentate e ogni singolo esame. Perché vi ho fatto la domanda su quanti di voi utilizzano TikTok, Instagram e WhatsApp nel tempo libero? Perché ogni volta che voi andrete sull'applicazione di MyUniVR per iscrivervi ad un esame, vi verrà chiesto la partecipazione ai questionari, dove voi potrete scrivere e potrete segnalare tutte quelle che sono le problematicità o gli aspetti positivi che riguardano l'insegnamento, presso cui poi dopo, scusate, l'emozione, presso cui poi dopo voi svolgerete l'esame. Quindi è per quello che io mi raccomando sempre di fare i questionari. Usiamo i questionari sia dell'assicurazione qualità sia anche delle commissioni paritetiche, che sono altri organi che si occupano di riportare quelli che sono problematicità e problemi di ogni singolo corso di studi. Io ho terminato, spero di essere stata chiarissima, quindi ogni volta che state per iscrivervi ad un esame, ragazzi, fate i questionari, perché è uno dei canali più importanti che abbiamo per esprimere la nostra opinione. Adesso io passerei la parola ad Emma Poli, grazie a tutti per l'attenzione. Allora, ciao a tutti e ciao a tutte. Io sono Emma e sono rappresentante per il corso di infermieristica. Appunto, studio infermieristica e sono al secondo anno. Quindi l'anno scorso a quest'ora ero proprio dove siete voi in questo momento, ero proprio in quei posti lì. Quindi vi capisco, so che cosa state provando in questo momento, però come vedete sono viva e vegeta, andrà tutto bene, ve lo assicuro. Detto questo, io vi voglio spiegare il sistema universitario. Allora, siete arrivati, avete finito la vostra scuola secondaria di secondo grado. Ottimo, ci siamo fino qui. Ora state per intraprendere il percorso o di laurea magistrale a ciclo unico. Il percorso di laurea vi permetterà di accedere poi a un master universitario di primo livello.
oppure a una laurea magistrale che vi permetterà di accedere a un master universitario di secondo livello, oppure a un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione. Appunto, invece, se state per frequentare una laurea magistrale a ciclo unico, poi accederete direttamente al terzo ciclo, che è il dottorato, quindi potrete fare o un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione. Andiamo avanti. I crediti formativi universitari, i CFU. Benissimo, i CFU ne sentirete parlare, sono i vostri amici, sono i vostri nemici, non si sa. Comunque, un credito formativo universitario è in media 25 ore, quindi tra lezioni, attività, quelle che possono essere delle esercitazioni, studio individuale, quindi non è solamente le lezioni che fate in aula. Un credito formativo universitario comprende il tempo complessivo necessario per un'attività. Nel corso di un anno dovete collezionarne 60. Esistono diverse tipologie di crediti. Quelli AB sono insegnamenti di base e caratterizzanti, quindi specifici per il vostro corso. Dopo abbiamo dei crediti di tipo C, che sono attività formative affini o integrative, quindi complementari a quello che già avete fatto. Le attività e i crediti di tipo D, che sono attività a scelta dello studente o della studentessa. Dopodiché abbiamo E o F, quindi le prove finali, oppure altre attività come i laboratori o le certificazioni linguistiche. I crediti di tipo F invece sono gli stage e i tirocini. Ultima cosa che vi racconto oggi, esistono gli esami a sbarramento, quindi quegli esami che dovete superare per potervi iscrivere all'anno successivo. Fanno paura, ma si affrontano, ve lo giuro, sono sopravvissuta. Oppure gli esami propedeutici, che sono gli esami da superare per poterne sostenere altri. Quindi diciamo c'è un esame di base che vi serve per poi accedere all'esame avanzato. Io ho detto tutto quello che volevo dirvi e vi auguro veramente il meglio per il vostro primo anno e passo la parola a Matteo. Ciao a tutti e tutte, sono Matteo Pellicari, mi sentite? Sì? Sono un po' emozionato, che bello, anch'io ero qua qualche anno fa. Faccio studi strategici, sono rappresentante del corso e sono anche in commissione per il diritto allo studio dell'università, quindi in queste commissioni appunto ci sono vari organi amministrativi, insegnanti, ma anche appunto la parte studentesca. Allora, io vi parlo di questa parte un po' dei cash, diciamo, ok? In generale ci sono 3 rate in università. La prima, che è quella che si paga subito, che avete già pagato, che sono i 355 euro, che è composta dalla tassa regionale, l'imposta di bollo e l'acconto dei contributi, che è da pagare entro il 15 di ottobre, tra poco, ok? C'è la scadenza. Non preoccupatevi se non la pagate subito, potete pagarla anche dopo, c'è una mora, però ecco, se si paga prima si evita eh, di pagare più soldi. La seconda rata e la terza rata sono il resto dei soldi che bisogna pagare, quindi quello che rimane è diviso in 2. E la rata scade il 31 gennaio e il 31 marzo, la terza rata, seconda e terza rata. Comunque poi sui siti trovate assolutamente tutto. Allora, poi borsa di studio. La borsa di studio è quel mezzo che viene fornito per potersi finanziare gli studi, per avere tutte le stesse possibilità per accedere direttamente all'insegnamento universitario. Sì, bisogna presentare l'ESU, scusate, presentare l'ISE e l'ISEU, che quindi è l'ISE universitario, e ci sono anche qua dei vari scaglioni. Si accede sotto la soglia dei 26.000 e rotti. Viene data in 2 rate la borsa di studio, la prima rata entro il 31 dicembre e la seconda rata entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Questo viene fatto per le matricole a settembre dell'anno successivo perché c'è uno scoglio di conferma per poter mantenere la borsa di studio, che sono dei crediti a cui bisogna accedere, a cui bisogna fare un tot di CFU, ok? Che sono 20 nel primo anno. Allora, la riduzione dei contributi, sempre potendo presentare l'ESU, l'ESU, mamma mia, scusate, l'ISE, ok? Si può, oltre alla borsa di studio, accedere alla riduzione delle tasse universitarie, quindi sotto i 27.000 appunto non si paga, e oltre fino ai 55.000 ci sono una serie di scaglioni in cui effettivamente si paga una percentuale della tassa universitaria fino oltre a pagare quella totale. Quindi in ogni caso vi consiglio di farlo e di presentarlo. Volendo c'è sul sito dell'università un simulatore per vedere che inserite l'ISE e quanto andreste a pagare, quindi ecco, voi non ci perdete niente, anzi. E collaborazioni studentesche. Questo è un buon mezzo che quest'anno non potete fare, che siete appena entrati in università, ma che dall'anno prossimo potrete farlo. È un mezzo di finanziamento in cui si lavora all'interno delle università, si viene pagati 8 euro all'ora per un totale di 150 ore. È un modo in cui si può lavorare tutelati in un ambiente dove possiamo vivere e appunto anche per pagarsi spese extra oltre a tutto. E domanda unica dei benefici e poi gli incentivi. Allora, ci sono alcune date. Per la borsa di studio scadeva il 30 settembre. Ok, la riduzione dei contributi entro il 17 di novembre e le collaborazioni studentesche, anche queste entro il 30 settembre, però a voi in generale questa cosa interessa dall'anno prossimo. Le date più o meno si ripetono ogni anno, quindi se avrete intenzione di fare le 150 ore, l'anno prossimo potete accedervi. Allora, chi degli incentivi si è diplomato con 100, col massimo, nella prima rata avrà uno sgravo fiscale, e anche chi si laurea nei termini indicati. Inoltre, per chi entro il 10 agosto dell'anno in cui si è immatricolati raggiunge 40 CFU, nell'anno successivo ha uno sgravo fiscale di 230 euro sulla seconda rata, che comunque fanno sempre comodo. Ecco, tutte le informazioni le trovate direttamente anche sui siti dell'università, quindi su UniVR c'è tutto, e comunque ecco, poi noi rappresentanti siamo sempre disponibili, i rappresentanti del vostro corso li potete interpellare su tutto e ecco, magari ci metteranno un po' a rispondervi, si sa, queste cose, però adesso sono sempre tempestati di messaggi, però ecco, affidatevi e chiedete e non abbiate paura anche di spulciare su tutti i siti, perché ecco, c'è scritto tutto. Bene, lascio la parola a Irene. E adesso vi farò una breve panoramica sui i sistemi informatici, cioè tutta la questione di MyUniVR. Allora, ok. Che mi hanno tolto. Ok, no, ecco qua. Ok. Allora, questa è la schermata di MyUniVR, l'intranet di Ateneo. Praticamente qui è molto semplice accedere a tutte le app e tutti i siti utili, oltre a essere la piattaforma principale per quanto riguarda le comunicazioni. Qua sotto avete tutte le applicazioni
S3 è ad esempio l'applicazione dove si pagano le tasse, sia il libretto, quindi avete tutta la vostra carriera, potete compilare il piano di studi, senza il quale non potete accedere a Moodle, non potete accedere agli esami, ma lo conoscete già perché tanto se siete qui l'avete già utilizzato. E poi c'è il Drive, che vabbè è uno strumento che potete utilizzare, ma non è appunto obbligatorio, non vi serve. Zoom Service Desk, che cos'è? È il portale dove potete confrontarvi con la segreteria. Se avete una richiesta o un problema, non si chiama al telefono, ma si scrive una mail su questa cosa qua, Service Desk, qui. Apri una nuova richiesta di assistenza e scrivete insomma quello di cui avete bisogno, tempo di risposta circa qualche giorno, 3-4 giorni. E che altro? Allora, vabbè, i Word, Excel, eccetera, webmail, che è dove potete accedere alla mail istituzionale, con la quale dovete fare tutto. La mail personale non va utilizzata in nessun caso. Qui c'è per avere il vostro badge e qui è per entrare sul Moodle di ogni corso. Praticamente, per iscrivervi ai Moodle dovete aver compilato il piano di studi e poi andando su libretto, avete tutti i vostri corsi. Se carica, magari, ok. Su didattica online ci sarà la lista dei vostri corsi e qui accedi al Moodle e poi sarete iscritti. Ok. Per quanto riguarda invece le comunicazioni, le trovate tutte qui su notifiche e potete vedere anche le comunicazioni, quelle vecchie e scadute, tutte qua. Ovviamente anche queste vi arrivano a notifica via mail, sempre sulla mail istituzionale, che è importantissimo che voi abbiate e utilizziate e apriate tutti i giorni. Qui in realtà ci sono appunto sì altre comunicazioni, come fare per in generale un po' di cose che vi stiamo già raccontando adesso, però raccolte sul sito, perché appunto su questo sito c'è qualsiasi cosa, c'è tutto ciò che vi interessa e potrebbe risultare confusionario, però è l'unico portale su cui veramente qua eventi, insomma, c'è qualsiasi cosa. Tutto ciò può essere riassunto nel corso di onboarding. Che cos'è? È un corso online per matricole in cui in 30 minuti ci sono video che vi spiegano i passaggi che vi stiamo spiegando noi, vi spiegano un po' come funziona MyUniVR e lo trovate anche questo sempre digitando corso di onboarding UniVR e lo trovate. È un, sì, insomma, introduzione, messaggio di benvenuto, eccetera, eccetera. Allora, non mi fa andare avanti, ok. Sempre per quanto riguarda i sistemi informatici sono molto utili le app. Abbiamo una è l'app UniVR che appunto trovate sul Play Store tranquillamente, raccoglie tutto ciò che potete fare tramite S3 e tramite appunto il sito di MyUniVR, però sull'applicazione risulta molto più facile scriversi agli appelli, vedere il voto oppure anche tutte le comunicazioni e le notifiche vi arrivano su questa app che aprite il calendario degli esami, eccetera. È molto più pratica del sito in sé. E poi c'è anche l'app ufficiale di Moodle, dove appunto vedete tutti i materiali didattici che ogni singolo docente per ogni singolo corso caricherà. Ok, qui niente, c'è uno sportello ancora più visibile riguardo a cosa potete fare con l'app UniVR, vedete messaggi, webmail, agenda, calendario, pagamenti, tutto quanto. Quindi se non l'avete già scaricata, accedendo con le vostre credenziali GIA, è molto facile gestire il tutto. Ok, io penso di essere stata abbastanza sintetica, se non avete capito qualcosa comunque le slide verranno tutte caricate. Ah, una cosa che non ho detto all'inizio è che siccome siamo in tantissimi, se avete domande ce le potete fare fuori quando ci sarà il momento dell'aperitivo nel giardino qui dietro. Ok, passerei a parlare della parte del CLA con Emma Dolci. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Emma, sono rappresentante per i corsi di lingue e in commissione CLA.
Volevo darvi un bellissimo benvenuto qui oggi perché non è scontato che ci prendiamo questo spazio, queste aule piene di studenti per un evento fatto dagli studenti per gli studenti e quindi chissà i prossimi anni potrete essere voi su questo palco a spiegare le future matricole. Ma oggi sono qui appunto per spiegarvi che cos'è il CLA. Il CLA è il Centro Linguistico di Ateneo, ossia l'ente che all'interno di UniVR vi permette di poter acquisire una certificazione linguistica. Ma cosa c'è da sapere? Oltre al fatto che sono erogate più di 6 lingue, per appunto arrivare ad avere una certificazione potete passare dai corsi che il CLA offre. È importante sapere che esistono due tipologie di corsi, i corsi ricettivi e uso della lingua che sono fatti per poter superare la prova informatizzata e i corsi di abilità produttive che sono specificatamente pensati appunto per poter superare le prove scritto e orale. Infatti, per avere una certificazione completa non basta solo una di queste due prove, ma bisogna superarle tutte e tre. Infatti, l'informatizzato è suddiviso in 3 microprove che dovrete passare tutte. Dopo aver passato l'informatizzato potrete accedere alla prova scritta e orale. Potete fare prima l'orale, prima lo scritto, è indifferente. Ma ecco, visto che tanti corsi hanno le certificazioni linguistiche appunto all'interno del piano di studi, è importante saperlo. E qui appunto avete l'interfaccia della piattaforma Cineca, infatti per poter iscriversi agli esami e ai corsi è importantissimo fare il login su questa piattaforma e appunto tutte le informazioni per accedervi si possono trovare sul sito del CLA, ma è comunque molto intuitivo. E poi volevo parlarvi anche della possibilità di poter fare un Erasmus appunto durante il vostro percorso di studi. Infatti UniVR appunto, come ci ha detto anche la nostra rettrice, ha molti accordi internazionali per poter frequentare anche semplicemente parte del vostro percorso all'estero e sono possibilità davvero da cogliere appunto finché siete in triennale o anche in magistrale e non solamente per svolgere periodi di studio, ma anche, come potete vedere qui, per svolgere per svolgere appunto il tirocinio all'estero. Ma se siete un po' più ambiziosi e non volete soffermarvi a appunto gli accordi europei, c'è anche il programma World Wild Study che appunto vi permette di poter andare anche in paesi fuori dall'Unione Europea, dal contesto europeo. Ecco, io vi saluto e vi auguro appunto una bellissima giornata ancora qui, ci vediamo poi fuori e passo la parola a Marica. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marica Peroni, sono una studentessa al secondo anno di studi strategici, probabilmente mi avrete visto a qualche banchetto o addirittura mi avrete scritto per chiedermi qualche informazione e sono una delle rappresentanti in Senato accademico. Vi faccio un breve recap su quello che è il sistema bibliotecario di Ateneo, ci sono diversi spazi studio, come ad esempio qua a Paolo Zanotto c'è la biblioteca Frinzi, oppure a Santa Marta, oppure a Borgo Roma trovate la biblioteca Meneghetti. È fondamentale però per ogni spazio studio prenotarsi tramite l'app Affluences, che è veramente... Basta che cliccate la biblioteca e l'orario vi verrà assegnato il posto, fate scannerizzare il QR code davanti alla biblioteca e un altro mezzo fondamentale è il portale Universe, utile per la prenotazione dei prestiti e la consultazione di testi a stampa e online. Comunque nel sito alle mie spalle trovate tutte le informazioni utili. Io vi auguro un buon anno accademico e passo la parola ai miei colleghi.
Ok, allora intanto buongiorno a tutte e a tutti qua dentro. Io sono Francesco Pizzitola e sono uno studente in psicologia per la formazione, rappresentante quindi della componente studentesca per il centro universitario sportivo, quindi denominato CUS. Allora cercherò di non dilungarmi troppo, quindi di dirvi le cose più importanti. Allora, intanto tra le cose più importanti del CUS e quindi anche dell'Università degli Studi di Verona, abbiamo il progetto Academic Coach, che promuove quindi la cultura della doppia carriera. Questo cerca di far conciliare quindi sia lo studio e la professione sportiva, fornendo supporto accademico per gli studenti atleti. Possono presentare domanda di ammissione alla doppia carriera studentessa, studente, atleta, tutti gli studenti iscritti a un corso di studio UniBR, quindi che sia nell'ambito della loro carriera agonistica, ma anche se militano in un campionato a livello nazionale. Allora, per quanto riguarda il CUS in sé, invece, c'è una grande varietà di corsi di fitness e palestra. E vi sono anche delle discipline inclusive, come per esempio il basking, il sitting volley, il calcio a 5 inclusivo. E gli impianti presso cui il CUS Verona offre l'opportunità di attività motoria e sportiva sono intanto il complesso Cavagnin Nocini in Borgo Venezia, il centro De Stefani a San Michele Madonna di Campagna e le palestre nell'area di Borgo Roma. Poi abbiamo il CUS Verona Park nella cornice ambientale del Parco della Diga Nord a Parona e la nuova palestra Energym CUS in via San Vitale 19 in Veronetta. E a proposito di questo, appunto, vi sarà l'inaugurazione ufficiale che si terrà in via San Vitale mercoledì 8 ottobre alle 18. E oltre questo, intanto, per tutti gli studenti e studentesse iscritti all'Università di Verona vi sarà un bonus dal valore di 80 euro, spendibile in tutti i corsi sportivi e tornei del CUS Verona, valido dal 1 settembre 2025 fino al 31 agosto 2026. Basta tesserarsi al CUS Verona e attestare quindi lo status di studente UniVR caricando l'autocertificazione. E tra le varie sezioni del CUS poi vi sono quella di pallacanestro, atletica leggera, calcio a 5, pallavolo, nuoto, eccetera, eccetera. Comunque potete trovare tutto sul sito. E infine poi vi ricordo che dalle 15 qui nel Polo Zanotto vi sarà il torneo di Green Volley organizzato dal CUS Verona insieme al Consiglio Studentesco. Quindi detto questo, vabbè, buona continuazione, buona giornata. Prego. Grazie. Ciao a tutte e tutti, io sono Elisabetta, rappresentante in Collegio Didattico di Scienze della Formazione Primaria e in Consiglio Studentesco. Allora, vi faccio una breve panoramica su chi contattare se vi sentite persi oppure se avete problemi di questo tipo. Innanzitutto le segreterie che trovate sul sito in ogni vostro corso, ad esempio c'è la segreteria di Scienze Umane per tutti i corsi di Scienze Umane, eccetera. Supporto informatico per problemi appunto informatici, oppure importante l'ufficio stage, principalmente anche per il mio corso che avete il tirocinio obbligatorio. Questo ufficio si preoccupa di farvi iniziare il tirocinio e tutto quanto. Poi c'è un'altra opportunità che sono i tutor, che sono studenti pagati dall'università un pochino e sono a una laurea in più di voi, diciamo, quindi se voi siete al primo anno, questi qua hanno già fatto la triennale e stanno facendo la magistrale e sono a disposizione per rispondere alle vostre domande sul corso, insomma, in generale. Anche questi trovate i loro contatti nel sito dell'università del vostro corso. Poi, da qualche anno abbiamo introdotto anche la garante della componente studentesca, che in questo caso è Donata Gottardi, che potete contattare se gli uffici non riescono a risolvere la vostra problematica e quindi se è l'ultimo, diciamo, grado se appunto non avete risolto la vostra problematica. Infine vi racconto della consigliera di fiducia, che è una persona importantissima nei casi di discriminazione oppure molestie sessuali o casi di mobbing. Potete contattarla in una mail che è esterna all'università per mantenere anche la vostra privacy e lei interviene appunto in questi casi e ve lo consiglio insomma di non tenervi dentro appunto se succedono casi negativi di questo tipo perché appunto lei è lì per questo. E lascio la parola a Michele. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Sono Michele Francesco D'Andretta, sono in Consiglio Studentesco e sono il rappresentante del Dipartimento di Cultura e Civiltà. Sì, sono ormai giunto alla fine di un percorso.
Mi starete dicendo, beh, Michele, ma cosa ti porti dietro di questi 2 anni di magistrale? Cosa ti ha lasciato? Tanta depressione, ragazzi. Lo dico senza troppi giri, senza troppi peli sulla lingua. È vero. Qualche esaurimento nervoso sparso qua e là, però, a parte gli scherzi, vi dico la verità, sono stati 2 anni stupendi. 2 anni stupendi, così tanto che ho deciso di andare fuori corso, ragazzi. Beh, c'è anche questa possibilità. Perché dire no nella vita? E niente, prendiamo anche un po' di tempo. Quei ragazzi, siete stanchi, eh? Immagino. Chi è affamato, chi c'ha sete, chi c'ha la pisciarella. Ragazzi, è normalissimo. Però torniamo, cerchiamo di essere un po' formali, se no qua mi trinciano. Vedo già la presidente che mi vuole trinciare. Va bene, dai, iniziamo con le mie slide bellissime. Abbiamo il CUG. Non è un singhiozzo, ve lo dico proprio tranquillamente. Il CUG sta per Comitato Unico di Garanzia, che è una figura, un comitato che integra al suo interno 2 comitati, che sono il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato Paritetico contro il Mobbing. Gli obiettivi del CUG sono lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere lavorativo e contro qualsiasi tipo e forma di discriminazione. Opera in collaborazione con la consigliera di fiducia, la presidente Elisa Lorenzetto, quindi abbiamo anche i contatti email per ogni evenienza. Proseguiamo. Questo è uno dei grandi fiori all'occhiello della nostra università. Per me è anche un grande onore spiegarvi questa slide. Per alzata di mano, tanto è un gioco che va sempre forte, ragazzi. Quanti di voi effettivamente, anche solo per sentito dire, sanno che cos'è la carriera alias? Beh, dai, per gli altri che hanno alzato la mano, non è vero, dai. Vi spieghiamo comunque velocemente cos'è questa carriera alias. È la possibilità da parte di tutte le soggettività trans o no binary di richiedere un'identità valida all'interno del nostro Ateneo, utilizzando il proprio nome d'elezione e i pronomi utilizzati. Quindi verranno rilasciati ex novo dei nuovi documenti universitari, un nuovo codice di matricola, un nuovo libretto e anche sulle varie piattaforme avrete il vostro nome nuovo. Per la richiesta di questo colloquio, perché sì, ragazzi, non è che possiamo andare senza richieste, bisogna comunque passare da un colloquio con il nostro tutor accademico, Lorenzo Bernini, il docente Lorenzo Bernini. Il referente amministrativo invece è... non riesco a trovare il nome qua, aiuto. C'è? Il dottor Enrico Piana. Per avere più informazioni, ovviamente, cliccate su identità alias. Bene, io qui ho terminato, lascio la parola agli altri miei colleghi. Allora, adesso lascerei la parola a un referente per quanto riguarda il progetto Proben che vi spiegheranno che cos'è. Adesso carico le slide. Allora, Proben. Perfetto, lascerei la parola a Francesco Pompei del progetto Proben. Non l'avevo visto, mi dispiace. Per le slide scorro con questo. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io sono qui per presentarvi il progetto ProBen. Che cos'è il progetto ProBen? È un progetto che nasce dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'interno di un bando dedicato alla prevenzione delle dipendenze patologiche negli studenti, ma che poi abbraccia in realtà tutto il benessere psicologico. L'idea è quella di promuovere il benessere degli studenti universitari, mettendo al centro la prevenzione e la creazione di opportunità di supporto e crescita personale. È un progetto che vuole unire ricerca, formazione e pratica, quindi chi sceglierà di partecipare, se sarà così gentile, oltre appunto ad aderire ai vari progetti che adesso spiegherò, dovrà anche compilare una serie di questionari che saranno utili alla raccolta dei dati, perché come spiegavo questo è anche un progetto di ricerca,
quindi è importante che voi partecipiate ed è importante che anche chi sceglie di non partecipare alle varie iniziative specifiche comunque compili un questionario che si chiama ABITS, che dovrebbe esservi arrivato o comunque vi arriverà se non vi è arrivato sulla mail di Ateneo. È un questionario che richiede qualche minuto, però è molto importante perché appunto questo progetto viene finanziato dal Ministero e quindi il Ministero chiaramente si aspetta di vedere dei risultati. E questo è importante e quindi vi chiedo di partecipare. Il progetto non è portato avanti solo dall'Università di Verona, ma vede la collaborazione di più università sia italiane che anche conservatori e accademie, quindi è un progetto che riguarda non solo le scienze, ma anche tutte le arti e le discipline umanistiche. Qui ci sono alcune delle università che partecipano. Il progetto all'interno dell'Università di Verona vede coinvolti sia il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, che il Dipartimento di Scienze Umane. I referenti sono la professoressa Del Piccolo e, come potete vedere, tutti gli altri, e rispetto ai vari dipartimenti ci sono delle iniziative specifiche. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare e valutare interventi per il benessere psicofisico degli studenti, far conoscere i servizi di supporto che sono già presenti in Ateneo, prevenire appunto, come dicevo, le dipendenze patologiche e comportamentali, migliorare la motivazione e l'impegno nello studio e valutare come rendere queste azioni poi replicabili e sostenibili nel tempo, perché l'idea è, se funzionano, possono diventare degli strumenti che poi restano e quindi essere integrate all'interno dei vari servizi di università. Io sono nello specifico uno psicologo psicoterapeuta e mi occupo della parte relativa al benessere psicologico. E rispetto a questo ci sono due poli, lo sportello di Borgo Roma, a cui accedono gli studenti di medicina e delle varie professioni sanitarie, sia tecniche della riabilitazione, sia di infermieristica e ostetricia, e lo sportello di Veronetta, che appunto è quello che gestisco io, dove possono accedere tutti gli studenti di area umanistica e giuridica, pedagogica, psicologica, eccetera, eccetera. Se volete, potete segnarvi gli indirizzi, che sono questi che vedete a schermo, quindi counseling Borgo Roma, @ateneounivr.it e counseling Veronetta, ateneounivr.it, perché le richieste devono arrivare alla casella di posta elettronica. Come funziona? Voi scrivete allo sportello se siete interessati a fare questo percorso di supporto psicologico e verrete contattati da me o dalla collega che si occupa di Borgo Roma e vi chiederemo di compilare un breve questionario e l'intervento va diciamo da un incontro, che può essere anche un incontro singolo, fino ad un massimo di 10, se voi scegliete di continuare e avete bisogno di un percorso un po' più strutturato. Oltre le 10 sedute per adesso non prevediamo di andare, anche perché è pensato come un intervento breve e di counseling e non come, diciamo, una vera e propria psicoterapia. Nel caso sarete indirizzati a dei servizi sul territorio se io o la collega dovessimo valutare insieme a voi questo tipo di necessità. E non c'è soltanto però, come dicevo, la parte relativa al benessere psicologico, ma c'è tutta un'area, perché avete visto che i dipartimenti coinvolti sono diversi, dedicata al benessere fisico, quindi promuovere il miglioramento degli aspetti biopsicosociali, anche favorendo l'integrazione sociale tramite tutta una serie di iniziative anche sportive. Le attività che sono state pensate le potete trovare sia sul sito di Ateneo, quindi sulla pagina dedicata al progetto ProBen, oppure potete scrivere, quindi segnandovi sia il numero di telefono sia l'indirizzo mail per sapere quali sono le attività che vengono proposte. Sono diverse. Ci sono ad esempio corsi di fitness, yoga, pilates, calisthenic, ginnastica, attività di squadra, camminate, trekking, insomma, sono delle opportunità che secondo me vale la pena prendere in considerazione. E considerate che, per esempio, per quanto riguarda lo sportello, quello che gestisco io, è totalmente gratuito.
quindi chiaramente è finanziato dal Ministero e non ha un costo aggiuntivo per gli studenti che decidono di partecipare. E così come le altre tipi di attività che sono state appunto elencate. Per quanto riguarda poi altre attività specifiche, però dovete informarvi perché non so come funzionino nello specifico, quelle dedicate appunto all'attività sportiva. E poi c'è tutta un'altra area che si occupa del benessere occupazionale e che è in corso di attivazione e saranno anche strutturati dei gruppi sia di orientamento sia per il benessere e la prevenzione al burnout. Comunque queste sono delle iniziative che stanno per partire. E se volete appunto anche conoscere di più rispetto a questo, potete segnare anche in questo caso l'indirizzo e comunque vi invito a fare riferimento alla pagina del progetto sul sito dell'università. Ecco, questo è più o meno tutto e vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Buongiorno a tutte e tutti. Sì, vai. Eccolo. Ok. Io sono Elia Fiorio e sono di biotecnologie a Polo Borgo Roma, sono rappresentante del consiglio studentesco. Volevo fare una piccola domanda veloce, alzi la mano chi è a Borgo Roma, quindi fa scienza e ingegneria, medicina, chirurgia, infermieristica, quindi c'è una grande componente qua di Borgo Roma. Vedrete che là a Borgo Roma ci saranno le giornate un po' più grigie, lo smog, lo vedrete, però quando si apre la giornata e uscirà il sole sarete contenti. E niente, io vi parlo brevemente del progetto Unicore, che è un progetto che sta per University Corridors for Refugees e sono appunto corridoi umanitari per studenti rifugiati e studentesse rifugiati che nasce proprio come progetto nazionale e permette a quindi rifugiati, studenti e studentesse rifugiate di arrivare qui in Italia, ottenere un visto per lo studio e venire qua in Italia con un volo protetto in tranquillità e di proseguire i loro studi universitari qua in Italia. Quindi scegliere la laurea corretta e studiare qua in Italia. Quindi non solo il lato formativo, ma anche il lato umano, perché noi con questi progetti permettiamo a studenti e studentesse che vivono nel loro paese in situazioni di difficoltà e anche di conflitto, permettono di venire qua e insediarsi in un contesto che è molto diverso dal loro originario. E quindi è anche importante non solo per l'università di offrire questa integrazione, ma anche per noi, perché anche noi li vedremo, questi studenti, di fare un po' di interazione, diventare amici se possibile e fargli scoprire un attimo Verona. Detto questo, vi ringrazio e buona giornata. Ciao a tutti, a tutte e a tutti quanti, insomma. Allora, ora vi faccio questa piccola parentesi su questo che può sembrare un argomento un po' non troppo inerente agli altri, perché non riguarda i crediti, non riguarda l'università che voi vivrete, però parla proprio di un aspetto e di un impegno che l'università si prende. L'Università di Verona ha una commissione per la sostenibilità all'interno appunto della RUS, che è la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, quindi attesta un impegno della nostra università nel porsi nel contesto di una transizione ecologica che è fondamentale per contrastare tutte le problematiche climatiche che vediamo costantemente tutti i giorni, tutti gli anni sempre peggio. Per essere proprio super stringenti, questo tipo di commissione si occupa di 3 aspetti principali. Uno pratico, per esempio le fontanelle dell'acqua che vedete in tutti i poli, in tutti i plessi, per esempio qui ne abbiamo una all'entrata, che quindi hanno degli aspetti concreti, diciamo affrontare in maniera concreta, per esempio in questo caso l'utilizzo di bottigliette d'acqua, quindi ridurre le plastiche monouso. Si occupa anche di didattica facendo dei talk che sono appunto
i corsi di competenze trasversali, che per chiarirci, visto che prima abbiamo parlato dei vari crediti A, B, C, D e F, fanno parte dei D o degli F e sono praticamente quei corsi che potete fare per guadagnare CFU in maniera facile, perché sono 1, 2 o 3 CFU, sono molto tranquilli, molto belli. C'è per esempio anche lo yoga in questi corsi e sono molto vari e insomma io vi consiglio di andare a controllarli. In questo caso ovviamente la commissione occupando di sostenibilità farà quello. Fa anche dei cicli di eventi come per esempio pille di sostenibilità e poi fa una cosa che magari sembra un po' poco importante, cioè meglio, passa un po' più in sordina perché non ci riguarda da vicino, ma va anche a fare quello che si chiama bilancio di sostenibilità, cioè va a indagare quali aspetti dell'università a livello per esempio energetico si possono migliorare, quindi dove ci sono degli sprechi, come ottimizzarli. E io qui ho chiuso, passo di nuovo la parola a Michele, che... Ebbene sì, a volte ritornano, mi dispiace dirvelo. Avreste detto, ma questo ancora qua a romperli Sì, purtroppo sì, ma non vi tedierò ancora per molto perché io sono stanco, ma voi siete più stanchi di me. Lo so, vi ho visto smanettare prima. Ma vi dico io quali sono le applicazioni Univr, belle, belle, carine, carine che dovreste seguire. Vabbè, facciamo comunque questo preambolo. Diciamo che comunque l'Ateneo di Verona utilizza i social media come se fosse un ponte di collegamento tra l'università e gli studenti tutti. Quindi pubblica live gli eventi e le iniziative di interesse istituzionale, presenta i risultati della ricerca scientifica e promuove tutte quelle iniziative non soltanto organizzate dall'Ateneo, ma anche dai vari dipartimenti. Ed ecco qua un fantastico QR code dove potrete, scusate, dopo una certa età i neuroni si bruciano. L'Ateneo di Verona è presente anche con le nostre pagine dipartimentali, corsi di studio, biblioteche e servizi. Abbiamo Spotify, abbiamo LinkedIn, Threads, TikTok, Telegram, Facebook, insomma, di tutto e di più. Scannerizzate questo fantastico e sexy QR code. E niente, ragazzi, invece di smanettare, mandare il messaggino alla fidanzata, al fidanzatino, vediamo un attimino quello che succede all'interno della nostra università. E non è un caso, infatti, abbiamo qui l'UniVR Magazine. Vabbè, Michele, è il giornaletto dell'università? No, non è soltanto un semplice giornaletto dell'università, perché gli studenti hanno la possibilità di scrivere, di fare proprio parte all'interno di questo magazine, di questo giornale universitario, ma all'interno troverete articolo dopo articolo, pagina dopo pagina, non soltanto il racconto delle varie iniziative, dei vari eventi universitari. Magari il prossimo articolo potrà parlare proprio di te o di voi, ma anche di te, presidente, mai dire mai nella vita, voglio dire, uno in più non fa mai male. Comunque, io vi lascio, è stato un piacere mostrarvi queste slide, ci becchiamo per un bicchiere e lascio la parola alla fantastica Francesca Cecconi. Benvenute e benvenuti all'Università di Verona. Io sono Francesca Cecconi, sono la Station Manager di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Qua con me ci sono alcuni dei ragazzi della redazione di FAN. Altri li conoscerete oggi, infatti vi invitiamo calorosamente nei nostri sia studi sia fuori al banchetto dove vi racconteranno cosa facciamo. È una redazione, come potete vedere dalle immagini, numerosa, è una redazione che fa eventi, fa attività, partecipiamo anche nella rete delle radio universitarie che si chiama Raduni. E facciamo quindi anche molte attività. Siamo in podcast. Quanti di voi ascoltano podcast? Ah, bene, mi fa piacere. Negli ultimi anni, lo sapete forse meglio di me, che alcuni podcast stanno avendo molto successo, la radio dell'università li realizza, li fa, quindi cerchiamo sempre speakers, cerchiamo ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco.
Vi invito, non vi dico oltre, al nostro banchetto, ma anche negli studi che sono al primo piano del Polo Zanotto, vicino alle macchinette del caffè. Siamo aperti il lunedì, il venerdì mattina e il mercoledì pomeriggio, ma facciamo anche riunioni redazionali e ci piace stare insieme e vivere la radio. Quindi, tornando a quello che ci ha detto questa mattina la nostra rettrice, viviamo gli spazi dell'università e se vi va fate qualche chiacchiera con noi. Vi aspettiamo in radio. Vi lasciamo all'ultima slide, quella più importante secondo noi, che parla delle associazioni studentesche, gruppi e associazioni. Quindi lascio la parola a Beatrice. Allora, giuro che questa è veramente l'ultima, poi vi lasciamo andare, fuori c'è un giardino bellissimo, è uscito anche il sole per fortuna, ci sono tutti i banchetti con un sacco di associazioni, che è appunto il tema di questa slide. Noi siamo qui per dirvi che come consiglio ci rendiamo conto che spesso le lezioni frontali siano una noia, però ci sono tante valide alternative per viversi l'università in maniera differente. Cioè per noi l'università non è mai stata, perché facciamo parte di un sacco di gruppi, un sacco di associazioni, e non deve essere neanche per i nuovi studenti un posto in cui tu arrivi, ti siedi, fai lezione, poi finite le lezioni fai l'esame, ma un luogo in cui lo scambio, creare una rete, aiutarsi non solo fra compagni di corso, che è una cosa che vi consiglio di fare, farvi tanti amici nel corso, scambiarvi gli appunti, scambiarvi informazioni, ma anche fuori, perché banalmente entrando, non lo so, c'è il giornalino, scambiando informazioni con altri studenti che fanno magari altri corsi, riuscite a arricchirvi molto di più che magari leggendovi, non lo so, qualcosa di specifico sul tema. Quindi adesso l'invito molto breve che vi faccio è quello di fermarvi con noi oggi pomeriggio tra il torneo di pallavolo, l'aperitivo e le varie cose per parlare con tutti questi gruppi, tutte queste associazioni, tutte queste persone che si impegnano costantemente per tutto l'anno per portare delle cose trasversali, dei momenti di aggregazione fondamentali per l'università. Troverete sicuramente chi vi parla di sport, chi vi parla di cultura, chi vi parla anche di teatro, c'è il coro dell'università, ci sono veramente un sacco di aspetti che vengono toccati praticamente quasi tutti. Quindi ecco, non siate timidi, fate un sacco di domande e ci vediamo fuori. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino qui.